Un registro volontario per contrastare le truffe negli affitti turistici. Nasce a Jesolo l'iniziativa promossa da Confcommercio in collaborazione con Rescasa, Associazione Nazionale del Turismo in Appartamento, per certificare l'affidabilità degli alloggi destinati alle locazioni brevi. Il sistema prevede verifiche su esistenza degli immobili, dotazioni, localizzazioni e corrispondenza del codice identificativo nazionale, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza a turisti e proprietari e arginare gli annunci non veritieri. Vogliamo dare garanzie e sicurezza al nostro ospite. Tutti i nostri soci che hanno 2 o più appartamenti e che faranno parte di questo registro che noi faremo anche gratuitamente per tutti i nostri soci, è quello di certificare primo che l'appartamento esiste, perché purtroppo si legge spesso di truffe che vengono fatte, che a quel CIN corrisponde effettivamente un appartamento che ha questi requisiti. Quindi è un sistema per tutelare l'ospite, non vogliamo fare le agenzie, non vogliamo sostituirci al lavoro degli altri, solo dare una garanzia in più. L'iniziativa si inserisce in un settore in forte crescita. Nel 2025 l'extraalberghiero a Jesolo ha superato 1.200.000 presenze, in aumento rispetto all'anno precedente. Sul fronte normativo resta il nodo delle locazioni brevi. Dal 1 gennaio chi affitta più di 2 appartamenti è considerato imprenditore con l'obbligo della partita IVA. Essenzialmente 2 missioni. La prima, aiutare chi vuole essere un vero professionista nel mondo della gestione del turismo in appartamento a capire quali sono le regole, dove vanno le regole, in che direzioni la normativa si sposta e a sapere come rispettarle, ma soprattutto sapere dove va il mercato. Quello che guida il nostro settore è l'ospite, la sua esigenza, la sua richiesta di servizi sempre migliori, sempre più professionali, e questo è il maggior contributo di Rescasa sul territorio.